Sit-in questa mattina davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, alla presenza del segretario generale della CISL Funzione Pubblica Salvatore Parello, del segretario aziendale della SEOS 118 Massimiliano Mangiafridda, gli operatori di primo soccorso che operano con i malati Covid costretti a cambiarsi e a disinfettarsi in uno stanzino vuoto senza le sedie o i lavandini e tra gli scatoloni di rifiuti Covid, mentre i nuovi tecnologici tunnel di sanificazione costati migliaia di euro ai contribuenti attendono da 10 mesi di essere messi in funzione. Oggi abbiamo organizzato questo sit-in appunto per cercare di far arrivare quella che è la problematica che vivono questi lavoratori ormai da più di un anno. Sin dalla fine del 2020 avevamo iniziato a denunciare le cattive condizioni in cui questi operatori del 118 erano costretti ad effettuare la sanificazione, appunto perché questo presidio ospedaliero è privo di un centro di sanificazione così come è previsto dalla normativa vigente. Infatti in una prima fase sanificavano all'interno di una tenda, poi successivamente, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, hanno approntato un percorso nell'attesa che venissero acquistati prima e poi installati dei tunnel di sanificazione così come è previsto dalla norma. Ad oggi però, nonostante le diverse note, questo tunnel, pur essendo acquistato, non è entrato in funzione e non abbiamo contezza del motivo che impedisce la messa in funzione, l'installazione e la messa in funzione. Questi lavoratori hanno sanificato sotto il sole, sotto l'acqua, all'esterno, basta farsi un giro per capirlo, e chiediamo a chi ha la responsabilità, sia l'ASP, a questo punto anche alla management della SEUS, di intervenire, di sollecitare, anche perché l'autunno è alle porte. Come vedete anche oggi la giornata non è delle migliori e quindi effettuare una sanificazione in queste condizioni rischia non solo di far lavorare queste persone sotto le intemperie, ma anche di non fare una sanificazione efficace, con i rischi che ciò comporta. Quindi chiediamo a tutti i soggetti coinvolti di darci delle risposte, anche perché gli operatori veramente non riescono a capire perché un tunnel ormai acquistato da oltre 10 mesi, perché l'appalto è stato aggiudicato mi pare a dicembre dell'anno scorso, del 2020, ancora non è stato messo in funzione.